TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Elezioni regionali 2025. Sono 9 gli eletti dal territorio della città metropolitana di Venezia. Per la Lega sono Rosanna Conte di Portogruaro, ex europarlamentare con 4.440 preferenze. Andrea Tomaello, attuale vice sindaco e assessore allo sport del comune di Venezia, originario di Mirano con 2.347 voti. Francesco Calzavara, assessore regionale uscente di Jesolo, 2081 preferenze, e Roberta Vianello, consigliera regionale uscente di Fiesso d'Artico, 2057 voti. Due consiglieri per Fratelli d'Italia, cioè Lucas Pavanello di Jesolo, consigliere uscente e coordinatore provinciale, con 5.337 preferenze, e Laura Besio, assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, con 4.639 voti. Per il Partito Democratico eletti Monica Sambo, segretaria comunale a Venezia e consigliera del Comune di Venezia, con 8.743 preferenze, e Jonathan Montanariello, consigliere regionale uscente ed ex sindacalista di Chioggia, con 7.275 preferenze. Infine per il Movimento 5 Stelle Flavio Baldan, consigliere comunale a Marconna, con 665 voti. Cambiamo argomento. Ha preso il via questa mattina all'Auditorium Cesare De Michelis del Museo M9 di Mestre e continuerà fino a sera la sesta edizione della Maratona di Voci promossa dall'Associazione Culturale Mestre Mia, dal Soroptimist Club Mestre Venezia e dal Panathlon International Club Mestre, nell'ambito della programmazione del Novembre Donna 2025 del Comune di Venezia. La giornata è dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla costruzione di una cultura del rispetto attraverso un percorso corale che coinvolge scuole, istituzioni, associazioni, professionisti, artisti e cittadini. Durante la maratona si sono alternate testimonianze, contributi culturali e artistici, interventi istituzionali, voci del mondo scolastico, sportivo e associativo. In sala si investe di spettatori che di protagonisti delle performance, gli studenti delle scuole superiori del territorio. Parliamo di sanità e di università. Come oramai da tradizione, il 25 novembre 2025 è stato inaugurato l'anno accademico 2025-2026 al corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Padova, che dal 2001 ha una sede a Portogruaro. L'anno accademico 2025-2026 è caratterizzato inoltre da una vicinanza del territorio sempre più importante. Infatti sono ben 11 le borse di studio consegnate da altrettanti studenti meritevoli nella giornata di inaugurazione, per un totale complessivo di 10.500 euro. Lo scorso anno erano 6 le borse di studio. Gli studenti immatricolati al primo anno sono 57 e nei 3 anni sono complessivamente 98. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 19 e i 23 anni, per una percentuale dell'84%. I laureati degli anni passati risultano tutti occupati. Voltiamo pagina. Ritornano gli appuntamenti del progetto OCIO Città Anziani e Sicurezza, promosso dall'area Coesione Sociale e Servizi Anziani del Comune di Venezia. Questo sabato 29 novembre alle ore 16 il Centro Civico Daniele Manin di via Rio Cimetto 32 a Mestre ospiterà OCIO alla Gazzera, un pomeriggio di teatro e cabaret con i caffè sconcerto all'insegna del divertimento e dell'informazione. L'iniziativa propone in modo leggero e coinvolgente utili indicazioni per prevenire furti, scippi e truffe, mentre lunedì 1 dicembre alle ore 16 il patronato Altobello in piazzale Madonna Pellegrina sempre a Mestre ospiterà Ocio al Coro, un pomeriggio con il gruppo corale Adamitici. In programma un suggestivo repertorio di canzoni veneziane accompagnato da utili consigli sulle buone pratiche per evitare raggiri e truffe. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.